Nell'aggiornare i concittadini sul numero delle situazioni positive registrate sul nostro comune, voglio informarvi che una di queste mi riguarda direttamente. Stamattina sono stato avvisato sull'esito del test a cui mi ero sottoposto venerdì per scrupolo prudenziale, avendo nelle ultime settimane frequentato situazioni potenzialmente esposte. È l'annuncio di essere positivo al virus Covid-19 del primo cittadino di Sant'Orso, Franco Balzi, primo sindaco del Vicentino a risultare positivo. L'annuncio con un post sul sito Facebook del comune e poi la quarantena in casa, da dove preferisce non fare dichiarazioni. Semplicemente ci spiega al telefono, continua a lavorare come ormai si dice da remoto, attraverso chat, telefonate e mail, insomma continua a seguire la situazione del suo comune. Sempre nel post sulla pagina Facebook del comune rassicura sulle sue condizioni di salute, dispiaciuto più che altro perché involontariamente mette in apprensione quelle persone che nei giorni scorsi sono venute in contatto con lui. In isolamento infatti anche il suo staff di segreteria. L'attività amministrativa inevitabilmente, spiega ai suoi concittadini, potrà subire ulteriori limitazioni anche se i servizi essenziali sono comunque garantiti, e chiudendo il post abbraccia con calore e ricorda a distanza i suoi concittadini.